Di tempo dobbiamo iniziare questo appuntamento anche perché il tempo è tiranno, siamo nell'ultima ora della manifestazione di Gustus 2018. Grazie a voi per la puntualità. L'ultimo appuntamento di Gustus 2018 è dedicato all'abbinamento eno-architettonico, quindi abbiamo questa chiave di lettura che ritroviamo anche nell'hashtag dell'anno corso Palladio Wines, certo per promuoverci e per comunicarci in maniera più direttamente collegata con quello che è in realtà la cosa più conosciuta nel resto del mondo dei comprensori di livello, cioè queste gemme architettoniche presenti e soprattutto in qualche modo anche copiate in giro per il mondo, anche se sono state realizzate 500, 600, 400 anni fa, sono delle opere che, come nel caso della Villa Capra detta la Rotonda, sono state prese di ispirazione per edifici come la Casa Bianca di Washington. Insomma, Palladio in questo territorio nel XVI secolo ha agito, ha disegnato, ha fatto del proselitismo. Molti dei suoi allievi hanno lasciato delle tracce assolutamente importanti in questo territorio. Per cui quando parliamo di ville palladiane, parliamo di ville che sono state realizzate seguendo delle linee guida e dei canoni che sono stati codificati da Andrea Palladio nei suoi 4 trattati sull'architettura. Io qui ho quest'oggi il piacere di avere per la parte descrittiva dei 4 nominati Paolo Baroni, delegato AIS della provincia di Vicenza, in cui abbiamo già fatto un paio di battaglie in questo weekend, a cui cedo volentieri la parola per un saluto prima che iniziamo a chiacchierare. Buonasera a tutti. In realtà non ho molto da dire per il semplice motivo che sono stata presa al volo. Mi sono messo qui e mi ha detto dai, dammi una mano a degustare questi vini e soprattutto abbinarli in un modo diverso, abbinarli per fare un altro modo di cultura. Ricordando comunque sempre che cultura è anche produrre del buon vino, cultura è anche la gastronomia del territorio. Quindi cerchiamo di legare questi tre prodotti in un'unica degustazione, vediamo anche noi cosa ne viene fuori. Ti ripassa la parola. Grazie, qui vedete la mappa geologica del territorio che vi fa capire come noi siamo sostanzialmente un comprensorio calcareo.